felicità dal proprio lavoro. Io la ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie signor Florian. Noi ci fermiamo qui e tra poco le conclusioni con un altro socio di questa realtà. A tra poco. Banca del territorio, banca per il territorio. Veneto Banca è tutto questo. Lo dicono i suoi risultati, ma anche l'attaccamento delle persone che sono al centro della sua missione, come ci spiega l'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. L'analisi sul momento economico contingente fa emergere due proposte di Veneto Banca di grande interesse: mutuo protetto e cessione del quinto. Mutuo protetto è una valida tutela contro gli eventi negativi della vita quotidiana, che potrebbero rendere difficoltoso o impossibile il pagamento delle rate residue del mutuo. È una polizza completa che in caso di perdita del posto di lavoro si fa carico del rimborso delle rate del mutuo precedentemente stipulato, mentre invece in caso di invalidità permanente totale o morte liquida in un'unica soluzione il capitale residuo del mutuo. La cessione del quinto, invece, è una formula sempre più ricercata dai lavoratori dipendenti che hanno necessità di reperire dei prestiti personali in modo rapido e sicuro. La cessione del quinto è una facoltà del dipendente prevista per legge e offre numerosi vantaggi: la facilità di erogazione anche con altri finanziamenti in corso, la comodità di rimborso delle rate con trattenuta in busta paga, i tassi contenuti. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti, offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Vi abbiamo quindi raccontato in questa puntata di Cronache Trevigiane i 40 anni della stalla sociale di Monastier, che sono coincisi proprio con l'inaugurazione di un impianto di biogas. È stata una festa grande, ma soprattutto è stato un momento anche di riflessione per il settore agricolo, capace di reagire e di guardare con rinnovato entusiasmo al futuro. Qui abbiamo un altro degli artefici di tutto ciò, ovvero Fabio Scomparin, vicepresidente di questa stalla. Fabio, a fine di questa inaugurazione, a parte che domani si ritorna allegremente a lavorare, ma com'è andata? Molto bene, ringrazio innanzitutto te, che sei stato un bravissimo moderatore, e tutti i presenti, gli oratori naturalmente, molto bravi, molto competenti, le autorità che ci hanno fatto godere della loro presenza. Fabio, quando scattò la scintilla per fare tutto questo? La scintilla scattò 2005, quasi per caso, come succede a volte certe cose, per sentito dire. Poi da lì abbiamo un po' approfondito, andando a fare qualche visita in Germania, e da lì è nata l'idea di però tanta volontà anche di andare incontro un po' anche all'ignoto, no? Certo. Voi ci avete creduto forse anche con il cuore, non solo con la ragione. Certo, anche perché era un momento un po' difficile per l'agricoltura e anche per l'allevamento, e da lì forse proprio quando
momenti difficili fa sì di reagire in maniera così si cavalca il cambiamento e cercare il cambiamento. Ecco, c'è un'ultimissima analisi fatta dal vicepresidente Scomparin. Ha detto: devo ringraziare una categoria però speciale, quella delle mogli che stanno sempre a casa e vi vedono magari arrivare e fuggire di nuovo. Sì, è proprio vero. La categoria delle mogli, perché hanno seguito le nostre famiglie, i nostri figli e ci hanno permesso di dedicare tutto il nostro tempo all'impianto e all'allevamento. Allora io ringrazio davvero anche per questa testimonianza, grazie, siamo arrivati davvero alla conclusione di questa puntata davvero che sposa la tradizione di un settore con l'innovazione dello stesso. Ci fermiamo qui e speriamo che Cronache Trevigiane ritorni con argomenti altrettanto interessanti anche la prossima puntata. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Email.